Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, buona domenica del Signore. Il nostro Signore si fa presente nella nostra vita quotidiana e ci fa dono oggi della sua pace, quella pace di cui abbiamo tanto bisogno nei nostri cuori, quella pace di cui abbiamo bisogno per il mondo intero. Ma buongiorno soprattutto come sempre a Maria, la nostra mamma nel cielo, che ci accompagna in questo nostro cammino verso Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Buongiorno a Maria, la nostra mamma, che oggi vogliamo pregare, vogliamo ricordare come porta del cielo. Nel libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo così c'è scritto: Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il loro Dio, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Il titolo mariano di cui parliamo oggi, Maria Porta del Cielo, celebra la Madre di Cristo che accompagna con materna tenerezza il popolo di Dio nel suo cammino verso la patria celeste. Particolarmente vivo è il senso escatologico che fa parte di ogni celebrazione eucaristica. L'assemblea dei fedeli contempla la città santa, la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa adorna per il suo sposo, ed ascolta la voce del Signore che dal trono celeste dice: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. La condizione futura della Chiesa è già realizzata in Maria, Vergine sposa, tutta bella e gloriosa, senza macchia e senza rughe. I fedeli salgono con gioia alla casa del Signore, dove loderanno per sempre in eterno il suo nome. Siamo esortati a vegliare costantemente e andare incontro allo sposo che viene con le lampade accese, affinché quando sarà aperta la porta meritiamo di essere ammessi alle nozze del Signore. Maria, per la sua maternità, è porta del cielo. Da lei viene il Signore, il Salvatore del mondo. Lei è la splendida porta del cielo attraverso la quale rifugge a noi Cristo, luce del mondo. La Vergine Madre è diventata per noi porta del paradiso. Mentre ridona Dio al mondo, ci riapre il cielo. Voce di intercessione. La Chiesa crede che per intercessione della Beata Vergine Maria, dalla quale è venuto il Salvatore del mondo, scenda sul popolo una pioggia di grazie e si apra a tutti la porta del cielo. Il nostro racconto quotidiano. Ogni giorno un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in 2 grosse anfore che legava sulla groppa dell'asino che gli trotterellava accanto. Una delle anfore
vecchia e piena di fessure, durante il viaggio perdeva acqua. L'altra, nuova e perfetta, conservava tutto il contenuto senza perderne neppure una goccia. L'anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più che l'anfora nuova non perdeva l'occasione di far notare la sua perfezione. Non perdo neanche una stilla d'acqua io. Un mattino la vecchia anfora si confidò con il padrone. Lo sai, sono cosciente dei miei limiti. Sprechi tempo, fatica e soldi per colpa mia. Quando arriviamo al villaggio, io sono mezza vuota. Perdona le mie debolezze e le mie ferite. Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e le disse: «Guarda il bordo della strada». «Ma è bellissimo, tutto pieno di fiori», rispose l'anfora. «Hai visto? E tutto questo solo grazie a te», disse il padrone. «Sei tu che ogni giorno innaffi il bordo della strada. Io ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo la strada. E senza saperlo e senza volerlo, tu li innaffi ogni giorno». La vecchia anfora non lo disse mai a nessuno, ma quel giorno si sentì morire di gioia. Siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se lo vogliamo possiamo fare meraviglie con le nostre imperfezioni e soprattutto con la nostra costanza, la nostra perseveranza. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai stabilito la porta della vita e della salvezza, per la materna intercessione di Maria, donaci di perseverare nel tuo amore, finché raggiungiamo la soglia della patria celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Oggi preghiamo in modo speciale la Vergine Maria, perché ci spalanchi sempre di più la porta della fede, ma soprattutto ci prepari spiritualmente a incontrare Cristo nel paradiso. Diremo oggi 3 Ave Marie per la pace nella nostra famiglia. Buona domenica a tutti.